Io mi sto sciogliendo, non ce la faccio più. Salve a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video. Allora, nonostante oggi io volessi registrare un book tag che praticamente sto vedendo su tutti i canali che seguo, cioè quello dedicato a un bilancio delle letture a metà anno, ho deciso in realtà parlarvi di un book tag che ho trovato anche sul canale della figlia di una delle booktuber che seguo, e cioè Matilde, figlia di Equilibrio. Insomma, vi lascio tutti i riferimenti, che secondo me è un video perfetto per l'estate. Forse l'avrete capito dal titolo e dalla copertina di questo video, e cioè Ice Cream Book Tag. Quindi sono 8 domande tutte a tema gelato, perché il gelato è la nostra salvezza in estate e io col caldo che fa avrei bisogno di un gelato proprio in questo momento. Quindi non voglio perdere tempo, soprattutto perché mi sto squagliando come un gelato, quindi veloci ed essenziali. Allora, gelato numero 1, Melone, un libro che hai già deciso di leggere in estate. Allora, in realtà non so se riuscirò a leggerlo, ma credo di sì, però ve ne voglio parlare perché secondo me è perfetto per l'estate. Sto parlando di la saga di Emilio Salgari, Le due tigri, insomma tutta la saga di Sandokan, perché credo che sia la saga perfetta per l'estate, semplicemente perché viaggiamo, andiamo in posti caldi, in posti esotici, abbiamo a che fare con pirati e con nobildonne inglesi, e quindi in questa edizione molto vecchia che ho ricevuto tramite uno scambio su Bookmooch, quindi diciamo la verità, vorrei approcciarmi a questo autore e credo che da un lato l'estate sia l'occasione perfetta, quindi se avrò tempo, voglia e non ci saranno altre evenienze, spero di riuscire a leggerle in estate. Domanda numero 2, meglio gelato numero 2, menta, una serie che ti è entrata nel cuore. Allora, qui vi parlo di una serie che non ho in cartaceo perché l'ho letta ovviamente in formato elettronico. Sto parlando di tutta la saga dell'avvocatore Pisani e delle sue indagini nella Venezia del Settecento. Ve ne ho parlato nel video di marzo e proprio questo mese, a luglio, vorrei cercare di leggere uno degli ultimi testi che mi manca. È una saga che veramente ho amato, ho adorato l'autrice, cioè Maria Luisa Minarelli. Ovviamente non mi dilungo molto su quella saga, vi rimando a quel famoso video che sta quasi per arrivare a 600 visualizzazioni, ma è una saga che effettivamente mi ha fatto innamorare. Mi sono avvicinata al mondo dei gialli da poco e dopo aver abbandonato momentaneamente Agatha Christie, ho trovato questa bellissima saga ambientata a Venezia, la cui precisione storica è incredibile, ed è ciò ovviamente che io cerco, essendo una storica, all'interno dei libri. Quindi al di là poi della caratterizzazione o meno dei personaggi, che devo dire la verità ho trovato comunque più che buona, soprattutto in alcuni volumi della saga, lì l'ambientazione storica però è bellissima, quindi se qualcuno di voi ama la città di Venezia, questa è un'occasione perfetta per leggere un testo. Devo dire la verità, si leggono in modo veramente scorrevole, diciamo in 2-3 ore, ma anche forse qualcosa in 4 ore di lettura e riuscite a far fuori un bel po' di libri. Numero 3, Limone, una serie difficile da digerire. Allora, qui vi parlo di un libro di cui vi ho parlato nel, credo, primissimo video della rubrica dell'autore del mese, e cioè sto parlando di Paolo Mieri e Conti con la storia per capire il nostro tempo. Allora, in quel video ovviamente io ho provato a smontare passo passo quel libro. Questo libro è anche un altro dello stesso autore che onestamente non mi è piaciuto, e quindi questa sì è stata effettivamente una saga molto difficile da digerire. Non ho mai terminato questo libro perché non ce l'ho fatta, c'erano troppe cose che mi disturbavano, e quindi francamente un po' mi dispiace, come già vi avevo detto in quel video, però è un autore che secondo me è molto molto sopravvalutato. Tiriamo su un libro che ti ha tirato su di morale, e ovviamente qua non posso non parlarvi ancora una volta di un personaggio, di una donna, di una ballerina, una pittrice, di cui ho parlato anche nel video uscito pochissimi giorni fa, e cioè Simona Azzori con la sua La strada nuova. L'ultimo libro di Simona, un libro secondo me stupendo, il migliore che le abbia mai scritto da che ha iniziato e ha intrapreso questa carriera di scrittrice. Un testo secondo me perfetto per l'estate, perché si parla di viaggi e del viaggio con noi stessi. Ovviamente andiamo alla ricerca dei nostri desideri, di ciò che vogliamo in questo momento, e allo stesso tempo questo libro ci insegna a non aver paura del cambiamento, sia che dipenda da noi sia che dipenda da qualche circostanza esterna. Certamente questo libro mi ha tirato su di morale, perché l'ho letto in un momento in cui ero un pochino sfiduciata sul futuro, e leggere questo testo, come sempre, come qualsiasi testo di Simona, mi ha fatto cambiare decisamente idea. Poi, domanda numero 5, Fior di latte, un classico. Allora, qui vi voglio parlare di un classico, mio Dio, ragazzi, mole.
un classico che credo di non avervi nominato molto spesso qui sul canale, e sto parlando di Marguerite Yourcenar, Memorie di Adriano. Questo secondo me è uno dei grandi testi che va letto almeno una volta nella vita, anche 2, anche 3. Volendolo si potrebbe leggere appunto 3 volte, una per ogni tappa della nostra vita. È un classico incredibile, un classico della letteratura, una profondità filosofica che, dico la verità, non ho mai trovato in nessun altro libro, uno stile così sublime, credo che sia difficile da raggiungere. Ovviamente è un testo che non può essere letto a 8-10 anni, bensì a distanza, insomma, di anni, quindi con una certa maturità e consapevolezza, però secondo me è un vero e proprio classico, forse anche perfetto per l'estate, perché l'estate è il momento in cui viaggiamo, e come sappiamo Adriano adorava viaggiare, è stato uno dei grandi imperatori che ha fatto della cultura in qualche modo uno dei suoi cavalli di battaglia. Come sappiamo si era allontanato da Roma perché non sopportava il caos cittadino e si era ritirato a Tivoli, nella villa appunto che porta il suo nome. Quindi è un imperatore che ha sempre amato la Grecia, ha amato il mondo greco, e quindi secondo me è perfetto per l'estate. Numero 6. Fragola, un libro con una tenera storia d'amore. E qua, vedendo la mia risposta, ho anche scelto un libro che ha una copertina molto azzeccata per questo gusto. Sto parlando di Ritratto di donna in cremisi di Simona Arnested. Allora, è stata la mia prima recensione sul canale, quindi vi rimando a quel video famosissimo. Diciamo che qui la storia d'amore non è dolce, è una storia d'amore proprio dirompente, cioè tutt'altro che dolce, nel senso che i due protagonisti devono effettivamente vederne di tutti i colori. È ambientato in Svezia nel 1880, il libro si apre con una sera a teatro, quindi se tutti voi amate il mondo del teatro questo credo che sia il libro perfetto. E sebbene già dalle primissime pagine noi capiamo che i due protagonisti sono i due praticamente destinati a stare insieme, le cose in realtà non andranno in modo molto semplice. Devo dire la verità, in certi punti l'autrice ha toccato anche dei livelli di crudeltà e di violenza psicologica nonché fisica veramente incredibili. Quindi io questo testo l'ho letto in estate, quindi sebbene sia ambientato in inverno è un testo che io vi consiglio comunque per l'estate, perché la storia d'amore vi scalda il cuore ma soprattutto vi conquista. Veramente è il tipico libro che leggete in spiaggia perché una pagina tira l'altra, non riuscite a chiuderlo, e nel momento in cui invece lo finite già vi manca la storia e vorreste ricominciare tutto da capo. Quindi credo che il gusto fragola sia perfetto per questo testo. E poi, ultime due, numero 7, Cioccolato, un libro di cui aspetto il seguito. Peraltro anche qua la copertina è azzeccata e ci sto parlando di Anne di Avollea di Lucy Maud Montgomery, curata e tradotta da Enrico De Luca, pubblicata dalle Lettere Animate. Vi ho parlato di questo libro proprio nel wrap up, quindi nella ricapitolazione delle letture del mese scorso, quindi anche lì trovate il mio parere, però di certo io di questa saga sto aspettando tutti e i 6 volumi che restano. Spero che riusciranno a tradurli tutti e 8, compresi tutti gli appunti e tutto ciò che concerne questa magnifica autrice, e quindi di certo un libro di cui aspetto il seguito è questo. Perché? Perché questo non mi è piaciuto tantissimo rispetto ad Anne di Tetti Verdi, che poi sarebbe il primo famoso libro della saga, e da questo libro mi sarei aspettata molto di più. Quindi in quel video vi spiego ovviamente il perché, a maggior ragione quindi attendo il terzo volume. Fine Caffè, un libro che ti ha fatto star sveglio di notte. Allora, e qui vi parlo di un libro che secondo me è il miglior libro, sicuramente ve lo citerò nelle letture, nel bilancio delle letture, perché per adesso è veramente il libro migliore che io abbia mai letto. Sto parlando di Sebastian Fleming, La cupola del mondo. Allora, ho fatto una recensione di questo libro per il periodo di Natale e purtroppo la recensione ha fatto solo 53 visualizzazioni. Non capisco perché veramente è un libro bellissimo, molto vecchio, nel senso che oggi magari è difficile da trovare, ma potete trovarlo a un prezzo scontatissimo, tipo 5 euro, che alla fine è il prezzo che l'ho pagato io anche sul libraccio. È una storia stupenda, scritta divinamente, secondo me è perfetta ancora una volta per l'estate, perché in estate si viaggia e le città d'arte sono le principali mete nelle quali andiamo. Qua poi parliamo della costruzione della cupola di San Pietro, quindi abbiamo come protagonisti Michelangelo, Bramante, Giorgio Vasari, tutta la corte, ovviamente Papa Giulio II, Leone X, Clemente VII, quindi abbiamo il grande Cinquecento, il grande umanismo, il grande Rinascimento, e secondo me è un testo stupendo perché veramente sono
sono rimasta attaccata alle pagine, leggevo fino a notte fonda, poi a un certo punto ero costretta ad andare a dormire perché incominciavo veramente a essere stanca. L'avrò finito se non in 3 giorni. È stato un romanzo stupendo, poi questa copertina è così bella che mi ha conquistato, dico la verità, appena mia madre mi mostrò questo libro, e quindi secondo me è un testo perfetto per l'estate, ma in generale è un testo che secondo me merita molto, perché è difficile trovare oggi dei libri scritti bene, interessanti, e questo invece è proprio uno di quelli. Allora ragazzi, questo book tag è finito, quindi noi ci vediamo domenica con il bilancio delle letture, perché per fare quel video devo effettivamente riguardare un po' tutte le letture che ho fatto e scegliere in modo attento, perché poi non vorrei scegliere un libro invece di un altro. Quindi noi ci vediamo domenica con quel video, e poi, come già vi avevo annunciato, seguitemi su Instagram, perché lì vi terrò aggiornati sulle iniziative che voglio portare qui sul canale per festeggiare il primo compleanno di questo spazio. Quindi noi ci vediamo al prossimo video, e ricordatevi che la lettura sia sempre con voi. Ciao!